Il vicepresidente dell'Agragas, Carmelo Callari, interviene nel merito del ritiro del bando per l'affidamento dello Stadio Esseneto da parte dell'amministrazione comunale di Agrigento e dichiara di evitare tensioni politiche e sportive. Callari afferma sulla prima lettura del bando precedente erano sorti dei dubbi e delle perplessità che erano stati in parte alleviati dal confronto fattivo con la stessa amministrazione, con a capo il sindaco Miccichè, l'assessore Piparo e lo stesso dirigente del settore. Oggi più che mai si è convinti sulla volontà che il Comune voglia affidare la gestione dello Stato a società sportive che ne hanno le caratteristiche per partecipare, tra le quali si annovera l'Agragas, oggi orgoglio degli sportivi agrigentini. Se il nuovo bando servirà a chiarire taluni aspetti e prolunghi la durata della gestione, che ben venga, per le ovvie ragioni che gli investimenti sulla struttura effettuati dalla società sportiva possono essere ammortizzati in un periodo maggiore. Deve emergere, continua Callari, che l'affidamento ha due aspetti solamente positivi. Da una parte il Comune di Agrigento si sgrava delle spese della gestione ordinaria dello stadio, dall'altra la società sportiva può programmare gli interventi sull'adeguamento strutturale degli stessi, che permettono di sognare e di calcare i campionati di categorie superiori. L'unico sollecito che mi permetto di sollevare è quello che il nuovo bando venga pubblicato nello stretto giro di posta in tempi brevissimi, evitando i cosiddetti tempi lunghi della politica che ormai si è stanchi di ascoltare, permettendo alla società di programmare il futuro della prossima stagione calcistica, tanto attesa dagli sportivi di Agrigento. I nuovi investitori amanti dell'Agragas attendono tale notizia dell'affidamento per entrare nella compagine societaria, ma solo a condizione che si possano svolgere le gare all'Esseneto, anche in categorie superiori in cui mira la società di raggiungere al più presto. Se lo stadio verrà affidato, l'Agragas avrà un futuro roseo, pieno di soddisfazioni che negli ultimi anni ha dimostrato con la promozione in Serie D. Se invece lo stadio non verrà affidato in tempi brevi, si intravedono futuri nebulosi. Questo quanto dichiarato da Carmelo Callari.